Mirko Dalla Libera, capitano dell'Olimpia Zanè, appena laureatosi campione della Coppa Veneto Trofeo Mikasa, nonché firmatario dell'ultimo punto. Hai fatto esplodere la festa, insomma. Sì, questa sera diciamo che ho amministrato perché i miei compagni hanno giocato veramente una buona partita di gruppo, siamo stati attenti alla loro tattica e devo dire che li ho visti sottotono rispetto a quello che ci aspettavamo. Comunque noi abbiamo fatto il nostro buon compito, abbiamo battuto molto bene, infatti loro avevano grossi problemi in ricezione, che diciamo ci siamo facilitati il compito. Che partita è stata? Perché il primo set è stato combattuto in maniera discreta, poi però avete preso il largo proprio. Noi ci siamo un po' sbloccati perché diciamo una normale tensione, una finale che insomma non capita tutti i giorni. Squadra giovane, a parte il sottoscritto, non hanno esperienza di queste partite, però diciamo dopo lo sblocco iniziale siamo andati veramente bene, soprattutto ai ragazzi giovani, che faccio i complimenti ad Alberton e ai nostri centrali e tutti quanti, veramente bravi. Il tuo allenatore in sede di presentazione della partita mi aveva raccontato della prima edizione della Coppa Veneto a cui l'Olimpia Zanè aveva partecipato. Stavolta invece mettete voi la firma nell'albo d'oro. È un trofeo in bacheca importante anche per il sottoscritto, veramente insomma, a 40 anni fa sempre piacere. Dopo lavorare con un gruppo di ragazzi giovani per me è importante, mi mantiene tra virgolette giovane di testa e comunque è sempre piacevole giocare e restare su un ambiente giovane. Allora ringraziamo Mirko, adesso un po' di festa. Adesso quel poco di festa ce lo concediamo veramente. Grazie mille. Ciao. Mirko.